La morte del 34enne Alessandro Zabeo, precipitato da 3 metri d'altezza al terminal Vecon di Porto Marghera, sta portando sindacati e istituzioni a una seria riflessione sul tema della sicurezza, ma soprattutto a mettere in campo linee d'azione più incisive. Dopo il blocco ieri di lavoratori e sindacati al porto, oggi è stato indetto uno sciopero nazionale di 2 ore a ogni fine turno o prestazione di lavoro, col suono delle sirene alle ore 12. Finora il porto di Marghera, rispetto a molti altri d'Italia, ha registrato un record. L'ultimo incidente mortale, infatti, risale a 14 anni fa. Ma deve essere anche un processo culturale, ha evidenziato il presidente degli agenti marittimi del Veneto, nell'esprimere le proprie Terribile. condoglianze alla famiglia di Detto ciò, Zabeo. gli investimenti e l'ottica, soprattutto io dico culturale, deve essere sempre l'argomento pregnante dei nostri pensieri, delle nostre azioni di tutti i giorni. E per questo so che da tanto tempo che vengono fatti investimenti, so che l'autorità portuale, il presidente Di Blasio, ha riconfermato che la strada è questa da percorrere, lo davamo per scontato e sarà sempre questa, cioè quella di fare investimenti, ma soprattutto secondo me deve essere fatto un investimento in tempo da dedicare all'istruzione e a incrementare la cultura della sicurezza. Punti discussi anche insieme al vice ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova, oggi a Venezia, per un tavolo in autorità portuale, e che saranno affrontati anche domani, quando nel pomeriggio il presidente del porto, Fulvio Lino Di Blasio, incontrerà i rappresentanti sindacali. E dobbiamo cercare di far sì che entri nel modus vivendi quotidiano il concetto di sicurezza.